Nuovo colpo inferto dalla questura veneziana alle baby gang che infestano la terraferma. In mattinata l'operazione del gruppo anticrimine Mestre Marghera ha dato esecuzione a 3 misure cautelari per altrettanti ragazzini di 14, 15 e 16 anni ritenuti responsabili di 2 aggressioni a scopo di rapina. Uno di questi ragazzini proprio questa notte peraltro è stato trovato a bordo di un ciclomotore che era stato appena rubato e quindi già questa notte lo stesso ragazzino è stato denunciato per ricettazione e poi questa mattina noi siamo andati a casa a prelevarlo per eseguire la misura cautelare. I 3 saranno obbligati a soggiornare in diverse comunità di recupero, una in Veneto e 2 fuori regione. Gli episodi risalgono all'8 ottobre e al 30 novembre scorsi, il primo ai danni di un bengalese derubato del cellulare, il secondo del titolare di un locale. Entrambe le vittime erano finite al pronto soccorso in seguito alle aggressioni. In un'occasione ad una delle vittime è stata provocata la rottura di 3 denti, quindi sono reati gravi, lesioni gravi, e a un altro titolare di esercizio commerciale è stato invece rotto il sopracciglio. Per la prima rapina era già stato fermato un 14enne ucraino. Oggi i poliziotti si sono presentati a casa di un suo connazionale, di un italiano e di un cubano. Perquisite anche le case di 2 ragazze minorenni sospettate di complicità con la baby gang.